La storia della mia vita. Ero molto monella. Ho commesso degli errori, non ho paura di niente. Scegliere la Sicilia. Mi ritengo una persona fortunata. La parte umana, sentimentale, Katiuska, donna di cuori. Non vorrei che la gente pensasse che chi si ammala è fuori dai giochi. Chi si ammala ha la possibilità di poter continuare a vivere, di poter continuare a dare messaggi. La vita non finisce e alle volte c'è una chiusura da parte di chi si ammala, perché è come se quasi, per assurdo, come se quasi ci si vergognasse rispetto al mondo esterno, e quindi c'è un volere nascondere la propria condizione. E dall'altra parte c'è invece un tipo di atteggiamento quasi di poverina, cioè non riesci più a vedere l'altra parte invece con l'identità, come dire, con il peso, e questa è una cosa assolutamente sbagliata. E quello che vorrei che venisse fuori da questo spettacolo è che la gente comprendesse il vero senso della vita, che è la vita stessa. Dove sarà Katiuska fra 10 anni? Cosa farà? Allora, fra 10 anni forse è ancora presto, però Giovanni, se tu mi chiedessi cosa farà Katiuska fra 20, allora fra 20 anni Katiuska, spero, possa essere a leggere un libro in una casetta piccola piccola, forse più grande di una cabina balneare, con dentro un piccolissimo lettino, e proprio vicino al mare, e fuori da questa casetta cataste di libri. Leggere, solo con il rumore del mare. La Sicilia, affidata ai racconti, alle voci, ai volti, alle emozioni e alle idee, ai sogni di uomini e donne che qui vivono e lavorano. Oggi Katiuska Falbo, attrice, presentatrice, speaker radiofonica. Katiuska, perché Katiuska e non Katiuscia? Tutti sbagliano, non sbagliano. Raccontaci perché. In realtà Katiuscia, Katinska sono dei vezzeggiativi, che poi è Caterina in russo. Non è un nome d'arte, ma perché mamma leggeva letteratura russa. Un romanzo di Verga e sarei andata con Santuzza e via. Cioè io ero proprio un maschio. Giocavo a calcio, spesso facevo a botte con i maschi. Penso che nessuno poteva immaginare che io potessi diventare una donna. Quando ero piccola avrei voluto fare il medico, una e tante facce. L'attore nella vita non riesce a fingere. Amo profondamente Palermo e amo profondamente la Sicilia. Credo nei nostri valori, credo nelle nostre professionalità e i miei sogni sono sempre stati quelli di portare un messaggio legato alla crescita culturale siciliana. In questi miei 32 anni di lavoro ho cercato di costruire per questo, però il sonno è ciò che i siciliani vogliono ed essi diranno sempre chi li vorrà svegliare. La radio è entrata nella mia vita perché non immaginavo che questa scatola magica potesse in realtà permettermi l'emozione vera e mai calibrata, la parte alle volte che siamo costretti a tenere nascosto. Avere dormito con a fianco la morte. Sono stata una brava attrice. Affrontare la vita con un sorriso. Paura mai. Paura, non ho paura. Preferisco subire una delusione che non dare la possibilità di
dar fiducia. Mi sento i miei 51 anni, tutti per intero, e sono felice di sentirli. Così anche con le rughe, con le occhiaie, così, capito Morici? Il senso del figlio viene espresso con questo arco. Noi siamo gli archi e loro sono queste frecce che scoccano in avanti. Il vero dono della vita è questo, riuscire a capire quanto sia importante un figlio. C'è mia figlia che vuole fare l'attrice. Sì. Cosa diresti a una bambina di 12 anni che vuole fare l'attrice? Assolutamente persegui i tuoi sogni, ma anche se volesse fare il medico, anche se volesse fare la commessa, anche se volesse fare la pittrice, anche se volesse fare l'idraulico, seguite sempre i vostri sogni, sempre.